come funghi. In Lombardia ora migliorano i dati su base regionale, ma continuano a preoccupare quelli di Milano e della sua provincia. Andiamo in diretta, c'è l'inviato Giuseppe Lavegna. Sì, diminuiscono decessi e ricoveri, ma a preoccupare in questa che è la regione più colpita d'Italia sono i contagi, in particolare quelli di Milano, dove la situazione ancora non è sotto controllo. Intanto da un'altra regione, dalla Piemonte, fanno sapere che da martedì non ci saranno nuove aperture di negozi, linea dura confermata fino al 3 maggio. La situazione nelle residenze per anziani, nelle case di riposo, la magistratura ha aperto diversi fascicoli e ci sono nuove denunce. Su questo il servizio di Lorenzo Galeazzi. Ci sentiamo impotenti, abbiamo il vuoto dentro. Come fai a lavorare in un reparto di malati così in 3 persone? Lo fate per gli ospiti? Certo, lo facciamo per loro. Nadia ha 63 anni ed è un'infermiera del Pio Albergo Trivulzio. Ovviamente è a conoscenza delle inchieste sui presunti ritardi ed errori nella gestione dell'emergenza Covid nelle case di riposo del milanese e chiede di essere sentita dai magistrati. Qualcuno che ci possa sentire e crederci soprattutto. I fascicoli aperti per epidemia e omicidio colposi sono una quindicina, dal Don Gnocchi di Milano alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone, indagati anche alcuni dirigenti, fra loro Giuseppe Calicchio, AD del Trivulzio. L'infermiera a tale riguardo ci parla dell'iniziale divieto di usare le mascherine e dell'arrivo dagli ospedali di pazienti forse infetti. Questo reparto è cominciato ad avere i primi pazienti che poi, chissà come mai, avevano le polmoniti. Una strage silenziosa che ha colpito le persone più fragili, quasi 2000 gli anziani morti negli ospizi secondo l'Istituto Superiore di Sanità. Alla donna rimane il dolore per le persone scomparse e la paura del contagio. Prima prepara il tuo personale a dire: ragazzi, arriva questo tipo di paziente, queste sono le cose che dovete sapere, queste sono le cose che dovete usare. E invece niente, come se fosse un trasferimento normale. E ora all'estero vedete collegati i nostri corrispondenti, cominciamo con gli Stati Uniti, tutto il territorio nazionale in stato di calamità in diretta.